Scatman's World. Bella raga, scusate, ciao a tutti del Comendone Veneziano, siamo su Motorsport Manager e vi inizierà una votazione per avere solo 6 meccanici. Non c'è no, sinceramente no. Votiamo contro. 3 voti. Facciamo tutto automatico. Ok, perfetto. Buono. Perfetto, raga. Qua non c'entra sviluppare, ragazzi. Siamo al Gran Premio di Sydney. Adesso tutto quello che devo fare. Problemi al server. Aggiorniamoci. Vabbè, sprechiamo un po' di soldi, ma lo dobbiamo fare. Che do coglioni. Perdiamo soldini. Buono raga, cominciamo. Ok, Gran Premio d'Australia. Australia. Oh. Vabbè, non guadagniamo molto sinceramente. Sydney, consumo gomme alto e medio. Sempre così. Dai, speriamo nella Fox, è anche un po' infortunata, quindi speriamo bene. Ragazzi, ci becchiamo dopo le qualifying. Il diluvio, quinta la Makarova, 11ª la Fox. Ragazzi, la crisi di Molly è cominciata proprio a fine mondiale. Per fortuna che c'è Olga. Vabbè, vediamo adesso per la gara cosa è previsto. Diluvio, evviva. Diluvio addirittura da full... Ammazza, oh. Diluvio da full wet. Il mitico diluvio da full wet, e quindi qua conterà tanto anche il pilota, porca troia. Quindi con le full wet, le gomme da full wet per 14 laps, vabbè 15, perfetto. E carburante, siamo 15 anche qua. Molto good, molto good. Vai. Inizia la gara ragazzi, inizia la gara. Diluvio a Sydney. 3 gare alla fine. Obiettivo terzo posto nel campionato costruttori per poi il prossimo anno spaccare i culi a tutti. Andiamo. Stiamo un attimo sulla Fox che non la capisco. La Fox in una crisi senza fine. Sentite i tuoni. La Fox 13, la Makarova è terza. Meno male che c'è Olga che è già seconda ragazzi. Ho fatto un grandissimo acquisto per il prossimo anno raga. E se la Molly continua così il prossimo anno, mettiamola per me o ne compriamo un'altra, perché voglio i piloti migliori. Se il prossimo anno non vinciamo, anche se non vinciamo, vado con la mod, ve lo dico. Quindi la prossima sarà l'ultima stagione con la mod, cioè col gioco pulito. Io ve l'ho detto, quindi al massimo per il mondiale di Formula 1 aspetteremo ancora, non è un problema. Mamma come tiriamo, però dobbiamo cominciare ad andare con le nostre strategie. Dopo è previsto sole e ancora pioggia, un casino insomma. La Fox è 11ª, la Fox è veramente in una crisi senza fine. Ritiro nella gara precedente, vedete che saliamo, per sicurezza. Ritiro nella gara precedente e disastro... Cioè Singapore ritiro e Sydney è una merda per il momento. Vai. Ma c'è Olga signori, c'è Olga Makarova. Vai Olgona, vai Olgona. La Sharp chiaramente in fuga. Diciamo che la Sharp, cioè la Makarova fa quello che doveva fare che ha fatto la Molly fino adesso. Cioè. Ma che strano, forse la Molly si sente un po' in angoscia perché vede la Makarova. Può essere che magari... Ah, però è anche infortunata la Fox. Ha una condizione almeno 8. Però insomma... Beh, se la Fox mi va così, io sono più che fradicio. Comunque è smesso di piovere, ma è ancora fradicio il tracciato. Fox, male, male, male. Poveretta, anche infortunata, però... Voglio di più della Fox.
Makarova sempre seconda. Scusate, grande Mac. La Makarova c'è. La Makarova mi sta piacendo, la Makarova. Molly Fox invece è veramente messa male, Molly. Molly purtroppo è messa male male male. Proviamo a tirare un po' di più con Molly, vediamo. Costa l'ha inclinata. Safety car, Rodriguez fuori, attenzione. Ok, teniamo bassi i giri di tutto. Potremo a sto punto, vediamo le previsioni sul danno pioggia. A sto punto proviamo con la Fox, mi interessa. Mettiamo sempre le full wet. E veloce. Vediamo se riusciamo a fare qualcosa. Dobbiamo inventarci qualcosa con Molly. Vai Molly, vai Molly, vai Molly. Tanti vanno nei box, la Makarova è prima. Cazzo, la Sharp è andata ai box, solo... Arca puttana, questa non ci voleva. Questa proprio non ci voleva. Fatto bene con la Fox, ho sbagliato con la Makarova, puttana troia. Vabbè. Cazzo. E a sto punto devo andare ai box, che se perderò perdo tanto, però non lo so. Non posso farlo ormai. Però forse però... Forse è meglio fare, tanto perdo comunque. La rischio, però ho perso un giro, vabbè. Brutto errore del Cume, purtroppo. Ok. Siamo 13esimi e 14esimi. Preferisco fare comunque la sosta adesso. No, la Sharp come cazzo ha fatto, cioè... Non lo so, io la odio quella puttana. Cioè, scusate ragazzi, io mi chiedo perdono, però... Cioè, questa fa le soste, le robe, comunque è prima, cioè, vabbè. Incredibile, incredibile sto puttanone biblico. Pazzesco. Safety car 2 volte in 2 gare, pazzesco, pazzesco, Beppe, pazzesco. Sempre fradicio. Comunque temporale per tutta la gara, quindi sarà sempre così, ragazzi. Però è difficile scrollare sulle full wet. Vai che andiamo. E si ricomincia, ragazzi. Adesso vediamo, tanto ha già perso una posizione la Fox, dopo una cogliona però, La Fox è proprio rimbambita il cervello, forse ha trombato troppo in questo periodo, non lo so. Dai ragazzi, vai Makarova. Che bello per una tracciato con una discesa così, sembra Buenos Aires di una volta. Non stiamo andando per niente bene però, Abbiamo le gomme anche migliori come usure, eppure non riusciamo a superare nessuno, Accettiamolo con serenità e amore. Dovranno andare ai box sti stronzi prima o poi. Ma Makarova non riesce mica a prenderli, Ai ai ai. Non ci siamo. Non ci siamo minimamente, purtroppo. Adesso dobbiamo solo sperare nelle soste ai box. Che a sto punto preferisco comunque farla così, perché almeno dopo vanno tutti loro. E dovrei recuperare, teoricamente. Però forse non riesco a sorpassare perché non...
Questo tempo è pericoloso, non lo so. Per carità. Sta diluviando in maniera devastante. La Fox è 15esima, niente. Adesso ci prova la Makarova, ci prova adesso, ma non ce la fa. Sta attenta, Mac. Oh, nessuno va ai box per il momento. Guarda che lo stronzo di Strambi, vai fuori dai coglioni. Niente, mi sto nervosendo, ragazzi, ve lo dico. Sto nervosendo perché non è possibile non riuscire a superare Nicolò Strambi. Siamo 12esimi e 14esimi. Finora gara molto molto negativa, anche perché mi sta rallentando quel coglione di Strambi, che è un deficiente, lo si sa ormai che Strambi è un coglione. Mancano 13 giri. E continua a diluviare. Siamo settimi con le soste, ma comunque non va bene. Non va per niente bene, ragazzi, purtroppo. Forse ho sbagliato anche con la safety car, tanti errori per il Kuma. Sto già pensando alla prossima stagione probabilmente, però devo fare punti, ragazzi, se no al terzo posto non arriva nella costruttori, eh. Qua non ti perdonano niente, sempre settimi. La macchina non va, si vede comunque che non l'ho più sviluppata, però d'altronde mi devo tenere i soldi, ragazzi, cioè. Io devo fare una super macchina il prossimo anno, una macchina devastante devo fare. Devo fare il macchinone da chilo, ragazzi. Siamo sempre settimi. Possiamo tirare anche di più adesso. Dai Makarova, su. 10 giri alla fine, 10 laps. 10 giri alla fine. Siamo sesti. E la Fox ottava. Abbiamo Schmidt che ha le gomme migliori come usura. Beh, ma se la Makarova deve spingere però, ragazzi. Ok, la Fox la mandiamo ai box. Vai Fox. 10 giri e vai. Vai Molly, spacca tutto. Vai Molly, spacca tutto. Ok, e possiamo mettere arancio, la Fox è decima. E adesso vediamo se può recuperare la Molly. Makarova sesta. La Maca deve dare tutto adesso. Allora, full wet. 8 giri. E vai. Vai Maca, vai Maca. La Makarova è ottava. Siamo fuori anche dal bonus, cazzo. Questo non va bene, ottavi e decimi siamo. Adesso tra un po' spingiamo al massimo con le gomme, eh. Quando sono 7 giri possiamo tenerli tranquillamente. Makarova settima. Al prossimo giro cominciamo a tirare, ragazzi, è l'unica chance che abbiamo. La Fox nona. Cazzo, almeno il bonus però, porca troia. Almeno il bonus. Stiamo spingendo al massimo con le gomme anche. Con la Fox. Siamo fuori addirittura dal bonus, incredibile. Stiamo spingendo tantissimo, vediamo se è possibile fare qualcosa. Attenzione là lì, tutti vanno con le intermedie, incredibile.
Qualcuno prova le intermedie, mi sembra un azzardo. Mi sembra un azzardo le intermedie, sinceramente. Però ci provano giustamente. Fox nona. Vediamo chi ha ragione. Ok, siamo quarti adesso. Tanti provano le intermedie. Io non posso rischiare, chiaramente. Speriamo di aver culo. Speriamo di aver culo, fioi. Fox ottava. Tanti vogliono le intermedie, ma... devo mettere per forza, devo mettere per forza. Dio, madonna del signor. Vai anche a lei. Ma porca puttana. Purtroppo sono costretto a mettere perché avevo visto subito che rallentavo. Vabbè. Settimo e rimango settimo, bene. Peccato, ragazzi. Perdevo ancora più posizioni così. Perché ho visto che mi stavano recuperando tutti. Vabbè, dai. Pazienza, raga, pazienza. Per sicurezza non rischiamo, tanto non... Settimi siamo e settimi rimaniamo, purtroppo fuori dal bonus e questo mi dispiace. Purtroppo è andata così, gara molto molto negativa purtroppo. Eh, Ci stiamo veramente rimbambendo proprio nel finale, cazzo. Abbiamo il carburante giusto. Finisce la gara. È andata male, raga, è andata male. Settimo posto. Gara pietosa. La Fox addirittura anche per la seconda gara consecutiva rimane dietro la Makarova. Signori, momento difficile per la scuderia Rossini, ma qualche punto non l'abbiamo preso, Mettiamola così. Bisogna vedere la Kitano, cosa sta combinando la Kitano. Gli stronzi della Kitano. Porca troia. La Kitano... cazzo, secondi e terzi. Ai ai ai, adesso sono cazzi. Abbiamo solo... Dio Cristo. 3 punti di vantaggio. Male, raga, molto molto male queste ultime 2 gare. Purtroppo da quando è arrivata la Makarova la Fox è crollata. Però non voglio spendere soldi, piuttosto arrivo quarto, ma vaffanculo. Il morale non è il massimo. Però dai. Vai, pian pianino. E quanti soldi? Va buon raga, è un momento veramente complicato. Se si va a Rio de Janeiro ed è prevista ancora pioggia, la cosa non mi piace. E niente raga, un saluto dal comandante veneziano. Ciao!